All'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia c'è anche la cantante veneta, applauditissima dal pubblico e conosciuta a livello internazionale oltre che nazionale, Francesca Michelin, che così ci racconta il coronamento di un suo sogno. Cos'è per te essere alla Mostra di Venezia? Per me significa tantissimo perché io ho un grandissimo amore per il cinema, devo dire equivalente se non superiore alla musica. Quindi essere qui per me è un po' un sogno, perché il mio sogno, quando mi dicono qual è il tuo sogno più grande, è comunque lavorare con il cinema. Ho avuto l'occasione di farlo tante volte, però finalmente riesco a inserirmi come compositrice all'interno di un corto e spero anche di un lungometraggio e quindi significa veramente tanto. Cosa dice la tua canzone? La mia canzone dice che quello che ancora non c'è arriverà da sé e soprattutto il fatto che non dobbiamo avere fretta di trovare il nostro spazio, perché trovare il nostro spazio è una cosa che avviene pian piano naturalmente e non dobbiamo secondo me farci prendere troppo dalle pressioni esterne e dagli ideali che vengono in qualche modo trasmessi dai social di questa bellezza irraggiungibile. Il cortometraggio è diretto dal regista veneziano Nicolò Bressan degli Antoni, che ha frequentato il Festival di Venezia fin da giovanissimo, partendo dai lavori più umili come quello di guardia sala e arrivando fino alla regia, una favola. Cortometraggio che racconta la storia di una ragazza giovanissima che si trova a che fare con il mondo dei social, un mondo che ci rendiamo conto essere sempre più complesso, no? Che ci pone costantemente di fronte a dei modelli che spesso e volentieri rischiano di essere molto frustranti, soprattutto per i più giovani.